Io inizio leggendo l'incipit del mio abstract. Io parlo degli ebrei nelle istituzioni culturali veneziane. Invitato a esprimere parere, nel dicembre 1780 Gasparo Gozzi così scriveva al procuratore di San Marco Andrea Tron circa il progetto di un istituto scientifico detto dei Cronicomi, proposto dalla comunità israelitica veneziana. Se fosse con tal metodo, queste le sue parole, fondato un piano per un corpo cattolico, ardirei d'affermare che esso è interamente regolato e proficuo. Ma essendo ordinato per un'adunanza di genti, forse le più di tutte osservabili per la loro accortezza e misteriosa dissimulazione, non posso fare a meno di toccare alcuni sospetti che mi si risvegliano nell'animo. Cerchiamo almeno in parte di capirlo, non dico di scusarlo, il Gozzi, visto che si rivolgeva all'uomo che 3 anni prima era stato promotore della penalizzante ricondotta della nazione, tra virgolette, nazione ebraica, che provocò una notevole migrazione dal ghetto alla più tollerante Trieste asburgica. Donatella, posso raccontare un aneddoto? Allora, se c'è qualche triestino qua, mi confermi o smentisca. C'è un modo di dire, o c'era, triestino, un intercalare che è porco tron. Mio suocero, che era di Trieste, lo diceva. C'è anche una canzone di un certo Ceccheli. E pan de guerra che porco tron non lo fa tenero neanche al canon. Diceva qualcosa del genere. L'hai sentita? Traduci. Allora, questo porco tron, io ho provato a chiedere a qualcuno in giro a cosa era riconducibile l'espressione, ma non ho trovato riscontri. E allora io ipotizzo che possa trattarsi di quel Andrea Tron che fece sì che una parte notevole degli ebrei veneziani dal ghetto nostro sono emigrati a Trieste. I loro nipoti nel 1831 sarebbero ritornati fondando non in ghetto ma in piazza San Marco le assicurazioni generali, che ancora in età austriaca assunsero il Leone di San Marco come stemma. Donatella, basta con gli aneddoti. Bene, allora gli ebrei furono dunque nel 1777 colpiti economicamente, ma non patirono alcuna vessazione, non ne subirono mai. A Venezia essi non furono amati, ma neppure invisi alla popolazione. La figura di Shylock appartiene alla penna di un inglese. Non furono malviste, dicevo, non più di tanto almeno, non più di quanto lo fossero i greci o i luterani. Semmai oggetto di ironia e qualche maldicenza, ma se è per questo l'umore popolare non risparmiava neppure il patriziato e la borghesia, e pensiamo ai rusteghi di Goldoni. Venne il 1797, le porte del ghetto furono abbattute e risultarono cooptati nella municipalità democratica Isaac Grego, Mosè Luzzatto e Raffaele Vivante, in rappresentanza delle 3 nazioni che vi erano ospitate dal 1516. Tuttavia sarebbe stato in età napoleonica che gli ebrei avrebbero avuto saldo accesso alle principali istituzioni economiche e culturali, anzitutto nella persona di Jacob Treves de Bonfils. Oltre alla presidenza della Camera di Commercio, conferitagli nel 1807, egli ricoprì cariche di primaria importanza nell'Accademia di Belle Arti, nell'Ateneo Veneto e nell'Orto Botanico di Padova. Ma in questo sentiremo domani da Martina Massaro cosa ci dirà. Se dunque nella Venezia ottocentesca l'ingresso degli ebrei nelle istituzioni culturali non fu mai contrastato, bisogna invece osservare che non mancò, e talvolta nei loro esponenti più eruditi, il fenomeno contrario, nel senso che per molti ebrei la cultura era anzitutto la propria, ossia il rispetto della tradizione e la fedeltà alla religione degli ali. Ma veniamo a osservare il fenomeno nelle maggiori istituzioni culturali veneziane. E qui parlerò dell'Istituto Veneto, dove siamo oggi. Il decreto napoleonico del 25 dicembre 1810 era il giorno di Natale, in cui Carlo Magno emanava i provvedimenti più importanti.
Riformava, il decreto napoleonico del Natale del 10, l'Istituto Nazionale della Repubblica Cisalpina, fatto a imitazione dell'Institut National francese. E qui aveva fatto la sua comparsa nel 1804 Vincenzo Dandolo, figlio di un ebreo convertito. L'istituto doveva riunire uomini di cultura ben retribuiti e dotati di una uniforme. Ve la ricordate? Le vecchie 10.000 lire color celeste? C'era Alessandro Volta con la divisa dell'Istituto Veneto. Sì, quella era. Allora, secondo aneddoto, poi basta, sai. Il cui compito di queste 80 persone era di promuovere il progresso civile ma soprattutto di fornire parere al governo su questioni scientifiche, tipo, non so, tanto per dire, la ferrovia Ferdinandea, la Venezia-Milano. Se il governo aveva bisogno di consulenze, diciamo così, attendibili, si rivolgeva, anziché all'università, le cui pratiche sono notoriamente farraginose e lunghe, si rivolgeva a costoro. Di fatto però l'incalzare degli eventi politici determinò la paralisi dell'ente finché nel 1838 l'imperatore Ferdinando ne decise la rifondazione. L'Austria fece le cose in grande, assegnando come sede dell'istituto buona parte del palazzo ducale e anche una notevole remunerazione. Ed ecco fra i soci comparire nel 1843, quindi praticamente subito, un ebreo nella persona di Giacinto Namias. Venezia 1810, Ivi 1874, che dal 1855 ne sarebbe divenuto segretario per quasi un ventennio. Perciò credo che quest'uomo meriti un poco della nostra attenzione. Gli fu affidata la segreteria in un periodo non facile, dopo la fine del governo provvisorio di Manin. L'Austria infatti punì duramente quella che, non senza fondamento, considerava una sua creatura, ma che nel biennio rivoluzionario si era schierata nel campo avverso. D'altra parte bisogna capirli, i nostri progenitori soci mica potevano stare a vedere il tramonto affacciati sulle logge di Palazzo Ducale e sotto c'era la rivoluzione. Dovevano in qualche modo prendere posizione, e quale potevano prendere. E tuttavia furono proprio, quindi l'Austria punì duramente l'istituto, decurtando le sovvenzioni e altro. E tuttavia furono proprio i responsabili della polizia a far cadere su Namias la nomina segretario. Nel marzo 1853 il capitano Tardini inoltrava a Radetzky questa informazione. Il dottor Namias, dedito interamente agli studi e all'esercizio della sua arte, non diede più il minimo motivo a dubitare del suo ravvedimento. Del resto egli non si era compromesso con nessun fatto speciale, non portò le armi, non stampò né arringò per la rivoluzione, non fu iscritto ad alcun circolo o club, non assunse alcun ufficio sotto il governo rivoluzionario, null'altro insomma potendo essergli rinfacciato se non di aver, nei primordi della rivoluzione, portato nei segni e di essersi mostrato fanatico in mezzo al fanatismo universale. Questo poi il curriculum di Namias fornito dal presidente dell'Istituto Veneto Baldassare Poli alla polizia. Medico primario dell'ospedale di Venezia, fu chiamato dal governo civile e militare a prendere in esame la salubrità locale di molte parti delle province venete. Il ministero lo invitò a formar parte di una commissione per la farmacopea generale austriaca. Sua Eccellenza il maresciallo Radetzky lo chiamò a Verona, dove dovette trattenersi 2 mesi abbandonando le proprie clientele per i consigli che si chiedevano intorno alla riforma della pubblica istruzione. Ebbe anche incariche dal comune come un progetto per istituti balneari nelle parti attinenti alla medicina. Dal 1855 dunque Namias avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'istituto, dove si distinse. In proposito ci abbiamo nell'archivio dell'istituto un carteggio suo con Paleocapa, Lampertico e il ministro Broglio, opponendosi nel 1867 a una manovra del senatore Carlo Matteucci, già ministro dell'istruzione pubblica, tendente all'eliminazione degli organismi culturali periferici per accentrare investimenti ed energie in poche accademie, seguendo in ciò l'esempio dei maggiori paesi stranieri.
però il suo maggior merito è del 1868. Lui era il medico del conte Giovanni Querini Stampaglia, ultimo, si dovrebbe dire Stampaglia, ma siamo a Venezia, diremo Stampaglia, ultimo della sua dinastia. Ebbene, sembra sia stato proprio Namias a convincere il conte Querini a devolvere nel testamento il suo patrimonio, il suo palazzo, la sua biblioteca, per farne una biblioteca aperta, come lo è tuttora, nei giorni festivi e in orario serale e pomeridiano, e questo per l'emancipazione culturale dei lavoratori veneziani. La Querini venne posta, e lo è tuttora, sotto la sovrintendenza dell'Istituto Veneto, e anche in tal modo Namias ne aprì la strada agli ebrei. Sotto la sua segreteria, infatti, vennero cooptati come soci effettivi il naturalista Abramo Massalongo, il medico Michelangelo Asson, il grande Luigi Luzzatti e il docente di statistica e parimenti politico di Vaglia Emilio Morpurgo. Più tardi la famiglia Forti, già segnalatasi a Verona per iniziative di mecenatismo culturale, avrebbe appoggiato all'istituto la gestione di alcuni premi. Arrigo per la botanica e zoologia, Giulietta botanica e zoologia, Achille Italo geologia. A questi nomi va aggiunto quello di Elia Lattes, dialettologia. Da ricordare infine che dopo un biennio da vicepresidente il giurista Enrico Catellani gli ricoprì la massima carica dal 1920 al 22. Ateneo Veneto. L'istituzione culturale che tuttavia più e prima di tutte vide la partecipazione degli ebrei veneziani fu sicuramente l'Ateneo. Fondato nello stesso anno dell'istituto, raggruppava le preesistenti accademie di medicina, di belle lettere e dei filareti, ma pur riproponendo come il cugino maggiore la tripartizione delle proprie competenze in scienze, lettere e arti, il suo ambito era limitato alla sola città di Venezia, il che ne faceva, come accade tuttora, una sorta di salotto urbano, un poco deposito e divulgazione del sapere, un poco luogo d'incontro sotto l'avallo culturale. L'Ateneo Veneto sappiamo cos'è, si passa dal Campiello della Fenice nell'arco di 2 passi, entri in una sala con gli affreschi di Palma e di altri rinascimentali, per cui nell'arco di 3 metri si passa dalla vivacità della socialità veneziana, si passa in un luogo di cultura elevata. Pertanto, a mano che gli ebrei, perlomeno i più abbienti, entrarono a far parte integrante della vita sociale veneziana, molti di essi vennero cooptati nell'Ateneo. Fu per primo Mosè Giuseppe Levi nel 1813, poi toccò a Namias nel 1933 e molti altri ancora, fino a che nel 1956 vi fu nominata la prima donna, la scrittrice Eugenia Pavia, vedova di Giuseppe Gentilomo e allora risposatasi con l'avvocato Leone Fortis. Ma la storia dell'Ateneo è in buona parte legata alle vicende della rivoluzione del 48-49 e al nome di Samuele Romanin, 1806-61. Preludio della rivoluzione di Manin e Tomaseo fu il 9° congresso degli scienziati italiani, tenutosi appunto a Venezia nel settembre del 47, cui parteciparono molti ebrei, a cominciare dal rabbino Abramo Lattes. Venne il 48 e con esso la Repubblica di San Marco, di cui fecero parte Leone Pinkerle e Isacco Pesaro Mauro Gonato. E qui fa la sua comparsa Romanin. L'11 maggio lui tenne all'Ateneo una lezione di storia veneta. Dopodiché, e qui lascio la parola a Gioacchino Brognoligo, il governo della rinnovata Repubblica, facendo sua l'iniziativa dell'Ateneo, lo incaricò di dare quelle lezioni presso le scuole tecniche. Pochi anni dopo furono riprese, ancora per iniziativa dell'Ateneo, nella propria sede e di nuovo affidate a Romanin, il quale a cominciare dal 58 le continuò fino alla morte, che peraltro sarebbe arrivata di lì a poco. Frutto di questa attività fu la storia documentata di Venezia, 10 volumi apparsi tra il 53 e il 61. L'impresa segnò una svolta nella storiografia veneziana per la serietà scientifica che ne era alla base e per l'equilibrio di una ricostruzione esente da velleità apologetiche
come pure da faziosità ideologiche. E veniamo dopo l'unità. Con l'annessione del Veneto all'Italia, e siamo nel 66, l'ingresso degli ebrei nella vita sociale e culturale della città si fece così ampia da eguagliare e talvolta superare percentualmente quella dei cattolici, anche perché, come scrisse Luzzatto Voghera, per la psicologia popolare degli ebrei la loro storia si conclude felicemente con il ricongiungimento nella storia d'Italia e nella comune lotta risorgimentale ed emancipatoria. Una premessa di tale fenomeno può essere colta nella istituzione del collegio Ravà. Nella Venezia immiserita e disarticolata nelle istituzioni locali, uscita dalle vicende del 48-49, Mosè Ravà aprì nel 50 un istituto destinato all'istruzione di studenti, non necessariamente ebrei, di famiglie benestanti, per le quali il liceo di Santa Caterina non sembrava più, sarebbe l'attuale Foscarini, non sembrava più offrire le garanzie di una adeguata preparazione. Il significato storico del collegio, durato sino ai primi del Novecento, consiste dunque nell'attivazione in città di un ente fondato e diretto da un ebreo, e però totalmente laico. Non sarebbe stato l'unico di questo tipo, ma certamente fu il primo e il più importante. Quasi un corollario, insomma, dell'apporto fornito dalla comunità israelitica alla Repubblica di Manin e Tommaseo. A questo punto, seguire la presenza ebraica nelle istituzioni culturali veneziane appare esercizio defatigante e, in ultima analisi, inutile. Pertanto, cito alcune figure di molti che furono docenti presso l'Università di Padova, l'unica, come noi sappiamo, del Veneto, che allora comprendeva anche il Friuli, fino all'istituzione dell'attuale Facoltà di Economia e Commercio nel 1868. Abbiamo l'economista e statistico Emilio Borpurgo, il politico, economista e giurista Luigi Luzzatti, il pediatra Vitale Tedeschi, i giuristi Enrico Catellani e Vittorio Polacco, il matematico Tullio Levi Civita e l'economista Marco Fanno, per finire, last but not least, con l'ingegnere e architetto Daniele Calabi, padre della nostra Donatella. Dico bene? No, nel senso che tuo padre non ho sbagliato. L'architettura ci porta a contatto col settore artistico, dove il discorso si farebbe troppo ampio e in parte fuorviante. Pertanto mi limito a ricordare 3 grandi emergenze. Michelangelo Guggenheim, che fu dei fondatori della Biennale, e Peggy, la quale portava lo stesso cognome senza essergli parente. Inoltre i coniugi Lecca, figure queste di Peggy, Ugo e Olga, di cui ci parlerà domani Busetto, tuttora vive e operanti a Venezia attraverso le istituzioni alle quali legarono il proprio nome. E mi avvio a concludere. Naturalmente la comunità ebraica non fu un tutto omogeneo. Se la rivoluzione di Manin l'aveva vista compatta nell'aderire alla patria veneziana, in seguito molti di essi perseguirono ideali diversi, come del resto era logico nell'affievolirsi delle tensioni e delle motivazioni che avevano caratterizzato il Risorgimento. Accanto a nazionalisti e conservatori o a socialisti e progressisti vi furono pertanto i difensori della tradizione ebraica, così come altri sostanzialmente indifferenti a essa. I fautori delle radici e dell'orgoglio ebraico diedero vita, e fu ricordato stamane, nel 1903 al gruppo sionistico Veneto, che si rifaceva al pensiero di Teodoro Herzl e che giunse a contare qui a Venezia 70 aderenti. Ma a rafforzare il significato e il valore della propria identità non sarebbero stati tanto i dibattiti sul sionismo quanto, e può sembrare paradosso, la tempesta suscitata dalle leggi razziali e le sue drammatiche conseguenze. Il decreto 5 settembre 1938 escludeva gli ebrei dalle accademie, istituti e associazioni culturali, e vane risultarono le opposizioni dei rispettivi presidenti pro tempore che tentarono la difesa dei soci, come nel caso dell'Istituto Veneto Luigi Messedaglia. Oggi siamo qui ospiti dell'Istituto Veneto
per cui non mi dispiace di far presente un suo titolo di merito, ossia di come, nella circostanza, abbia cercato di eludere l'istituto, almeno in parte, le direttive del regime fascista. Oddio, vero è che i soci ebrei furono tutti espulsi, ma va anche detto che il nome di Benedetto Croce continuò sempre a figurare nell'elenco dei suoi membri, e questo nonostante nel 1934 si fosse rifiutato di giurare fedeltà al regime e nel 1938 non avesse risposto al questionario sul censimento degli accademici di razza semita, oltretutto ironizzando sul fatto che si chiedesse a uno che di cognome faceva Croce se per caso non fosse ebreo. Venne la guerra, l'8 settembre l'occupazione tedesca. La tremenda prova che gli ebrei dovettero subire per alcuni di essi agì come una cartina di tornasole, facendoli scoprire il valore della propria religione, l'orgoglio delle tradizioni, la solidarietà etnica. Fu il caso di Gino Luzzatto, tanto per limitarsi un nome famoso, che pure si professava agnostico, però si adoperò in favore della comunità ebraica negli anni dell'occupazione tedesca, si occupò attivamente. E concludo davvero, se poi c'è un ebreo che seppe fondere con convinzione e sino in fondo il senso del dovere, l'amore per l'Italia, il rispetto per la tradizione giudaica, questi credo possa essere individuato in Giuseppe Iona, 1866-1943. Libero docente nel 1901 in patologia, primario della divisione medica seconda all'ospedale civile di Venezia dal 1911 al 1936, presidente dell'Ateneo Veneto dal 21 al 25, socio corrispondente dell'Istituto Veneto dal 1933, non si sposò né ebbe figli. La sua famiglia fu l'ospedale, cui si dedicò con ininterrotta operosità, promuovendo nuovi istituti scientifici quali la stazione idrobiologica del Lido e l'Istituto di Anatomia Patologica nel suo ospedale, progettando inoltre una riforma dell'intero sistema sanitario veneziano. Vennero le leggi razziali e Iona era radiato dall'Istituto Veneto e dall'Ateneo, quindi depennato dall'albo dei medici ed escluso dalla professione. In considerazione del prestigio di cui godeva, la comunità ebraica lo elegge il suo presidente nel giugno 1940, ma dopo l'8 settembre la situazione precipita e Iona si toglie la vita il 17 settembre del 1943 per non consegnare ai tedeschi i nomi e gli indirizzi dei correligionari veneziani. Questi i dati biografici. Ma per capire quale uomo egli sia stato, ascoltiamo cosa scrisse di sé, e cito dall'Avanzan Marchini, virgolette, «Ho sempre dato ai miei malati tutto a me stesso in ospedale e fuori con l'identico animo. Ho sentito infinitamente, spesso ansiosamente, la responsabilità del compito affidatomi. So in coscienza di non aver mai perseguito né guadagni né onori. Quel che è venuto e mi parve sempre che quel tanto superasse i miei meriti come le mie aspirazioni». Questo il medico Iona e questo il cittadino. Virgolette, dal primo giorno in cui seppi di me, cioè in cui cominciai a ragionare, amai accanto a mio padre e a mia madre e sopra ogni altra cosa al mondo questa terra in cui nacqui e l'amerò finché avrò vita. Quando occorse le diedi tutto ciò che potevo di me, né mai un istante sentii che la mia antica origine ebrea o la fede religiosa di mio padre e di mia madre fossero in contrasto col mio assoluto, indomabile, definitivo sentimento di italiano. Nulla potrà mutarlo lungo quel tanto che mi resta di vita. Non furono solo parole. Grazie. Grazie.